Siamo con il capitano Stefano Pradini, il presidente Francesco Stebano del Cottini Servizi Assicurativi. Serie A, avete mantenuto appunto quello che avevate detto dopo la gara d'andata, che l'obiettivo era rimanere in Serie A. Ci siete riusciti? Prime impressioni? Questo è l'obiettivo che dovevamo raggiungere. Diciamo che noi dovevamo fare più che altro i playoff, però ci siamo trovati qui, non era giusto una squadra come la nostra retrocedere, siamo contenti di questo soprattutto, e siamo pronti per la prossima stagione perché faremo una grande stagione. Stefano, a te chiedo in questo doppio turno se secondo te avete alla fine meritato la permanenza in Serie A e quanto rammarico c'è, vista la stagione dopo le 7 vittorie consecutive che stavate appunto in zona playoff, quanto rammarico c'è essersi giocati un play-out e avere rischiato la retrocessione dopo una stagione così? C'è da dire che il Cottini ha fatto 2 stagioni, una prima parte di stagione dove sicuramente meritava i playoff, una seconda parte che siamo stati probabilmente... Alla grande! Probabilmente non siamo stati, abbiamo pagato un po' di inesperienza perché comunque sia 7 sconfitte e bastava poco per agguantare alla fine i playoff che stava a 6 punti l'Eurobet. Stasera secondo me c'è poco da festeggiare in realtà perché abbiamo fatto il nostro, il Cottini non doveva neanche fare i play-out, al limite una salvezza senza play-out, ecco. L'obiettivo era nei play-off. Dispiace perché comunque sia l'Italia secondo me era una squadra che meritava di rimanere in Serie A, è stata sfortunata che ha preso a noi e secondo me qualsiasi altra squadra la prendeva sarebbe stata difficile, quindi complimenti a loro Sì. e in bocca al lupo per una risalita veloce in Serie A che se la meritano. Al presidente chiedo, visto che siete restati in Serie A, qualche anticipazione per il futuro, se ce la può dare per la prossima stagione? Vediamo un attimino, comunque pure a noi fa molta esperienza, questo è il primo anno pure per noi, quindi faremo meglio sicuramente, ci saranno degli innesti e vediamo come andrà. Comunque st'altro lotteremo per i playoff sicuramente. Grazie, grazie mille. Siamo sempre qua e ti piace. Ale, Cottini, Ale. Dai,